Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Ci può spiegare l'accordo che riguarda la caserma Gotti? L'accordo che abbiamo concluso a tre fra militari della Task Force per la dismissione dei beni militari e l'Agenzia del Demanio e l'amministrazione comunale è un accordo che comprende anche la Gotti. Effettivamente sono tre immobili in gioco, uno del comune e due militari che saranno concambiati. Noi cederemo la nostra caserma dei nostri carabinieri di Vittorio Veneto di Via Boni, mentre acquisiremo l'intero aerocampo di San Giacomo, una superficie praticamente libera di 88.000 m², una cosa molto importante, e parte della caserma Gotti. Oggi siamo qua impegnati appunto a tracciare le linee che serviranno per i professionisti che riaccatesteranno il bene. È anche questa un'acquisizione importante perché si colloca in centro città praticamente e quindi per noi è una grande valenza. Questo è l'accordo che abbiamo preso. In più il resto dei beni che sono presenti in città e che sono in proprietà appunto ancora della difesa saranno da noi valorizzati in modo da essere messi meglio sul mercato e rendere possibile la loro dismissione. E qual è il vantaggio di questo accordo e in che cosa consisteranno i progetti di utilizzo di quest'area? Allora, nelle nostre intenzioni non è assolutamente ricompreso il commerciale, non è assolutamente ricompreso lo sfruttarlo in senso edilizio, ma mettere a disposizione della città queste aree. Come? Noi pensiamo che l'intera area di San Giacomo sarà destinata alle attività sportive e ricreative, esclusivamente. La parte centrale noi gradiremmo che potesse rimanere ricreativa a servizio della città. Di fatto a poche centinaia di metri ci sono anche altre aree così destinate e quindi vedremo, lavorando di fantasia, appunto, di trovare una equa soluzione, ovvero sia un posto che serva faccia la sua funzione ricreativa e magari inventandoci qualcosa che possa autosostentarsi dal punto di vista manutentivo. Ci lavoreremo su di fantasia, adesso siamo impegnati nei passaggi burocratici che si chiuderanno entro il mese di settembre con il completo concambio di questi beni. E in materia di recupero c'è anche la questione dell'ex area Carnielli e in quel caso quale sarà la destinazione d'uso? Questa è anche questa vicinissima, era una zona molto degradata, da molti anni sapevamo che il terreno sottostante era inquinato, di cromo esavalente, poi con i metodi classici degli anni 50-60 si faceva largo uso di amianto e siamo a buon punto nelle opere di pulizia e di ripristino dal punto di vista degli inquinamenti dell'area. La ditta che si è presa l'onere di intervenire ha dei disegni che noi abbiamo condiviso e ci piacciono, nel senso che realizzerà quel supermercato in centro che oggi manca e che ha la sua funzione sociale anche quello, e per il resto dell'area, una volta risanata, è sempre abbastanza ampia e quindi rimarrà a servizio in senso ludico-ricreativo per la città. Quindi un connubio fra sfruttamento sia in senso commerciale che anche in senso aggregativo per la città, che è un buon equilibrio, e quindi in cambio del risanamento mi sembra che sia stato fatto una bella cosa. E come tempistiche sia per la Gotti che per l'ex area Carnielli, quali saranno? Per l'ex area Carnielli le operazioni si dovrebbero concludere entro la fine dell'estate prossima, con la completa bonifica. Subito dopo partiranno le opere necessarie a riqualificare architettonicamente e strutturalmente l'area. Mentre per la Gotti e l'Areocampo noi abbiamo tanta fretta, perché è tanto che soffriamo la carenza di campi sportivi eccetera, e quindi ci metteremo del nostro per far presto. Non mi faccia fare i tempi perché mancano anche le progettazioni a questo punto. Adesso siamo in fase di acquisizione del bene, speriamo di far presto dopo.